Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Eccoci, benvenuti, Friuli Wine fans, come siamo? Siamo qui alla Taverna Friuli Wines. Oggi abbiamo un ospite un po' diverso dal solito. Non è un produttore, non è un giornalista. Emanuele Muzzo è un personal sommelier, ma anche una persona che gestisce degustazioni abbastanza importanti qui in Friuli Venezia Giulia. È una puntata molto interessante perché volevo parlare con Emanuele per un paio di post sui social parlando un po' della situazione di vini in Friuli Venezia Giulia, soprattutto l'offerta dei vini nei locali, nei ristoranti. Però la conversazione è diventata tanto di più, tanto altro. Infatti questa è la prima parte di due parti con Emanuele, perché quando si sta bene con una persona, quando una persona parla e fa delle cose abbastanza interessanti, dire le cose interessanti, deve lasciare andare, deve lasciare la conversazione fare la sua vita. Allora ho provato di non canalare la discussione, la conversazione in un certo direzione. Ho un po' lasciato una conversazione molto organica con Emanuele. Allora durante questa prima parte di questa conversazione con Emanuele, invece di parlare di social e tutte queste cose, parliamo di tant'altro. Parliamo di degustazione alla cieca, parliamo di Bordeaux, parliamo del suo podcast, parliamo un po' dei suoi degustazioni, ma anche tantissimo del suo filosofia nel mondo di vino. Una persona molto particolare, una persona molto loquace. Mi piace tantissimo le persone che hanno tanto da dire e lui non ha paura di dire delle cose e anche nominare le persone, nominare le cantine. Molto bravo, senza paura. Questa è una bellissima conversazione. La prima parte adesso con Emanuele Muzzo. E dopo di oggi, quando tu fai il tuo podcast, vuoi avere un microfono più bello. Lo devo comprare sicuramente. No, perché quando si sente la qualità del tuo voce dentro un microfono buono, sì. Si vede che viene fuori la voglia di avere un altro attrezzo, diciamo così. Comunque, grazie Emanuele per essere qui oggi. Noi ci conosciamo da tanto tempo, mi pare, però sì. Aiutami di ricordare dove siamo conosciuti prima. Allora, noi ci conosciamo da circa 12 anni, caro Wayne, quando io gestivo l'enoteca vecchia pretura di Codroipo. Esatto, ok, adesso ricordo. Posso raccontare come ci siamo conosciuti io e te? Cosa è successo quel giorno? Raccontami. Io organizzavo quella volta delle degustazioni con vari produttori di vino, facevo una degustazione a settimana. Ok. E tu sei venuto chiaramente in rappresentanza di Bastiani. Esatto, quella volta. quando ho lavorato con Avevamo una Gio. degustazione con i Vespa bianco, Vespa rosso, Calabrone, insomma. Giusto. Quella sera, per una cosa nata all'interno della società mia, insomma c'era mia moglie e il mio socio, ho messo alla cieca una bottiglia. Sei stato tu che hai messo quella bottiglia alla cieca? Ho messo quella bottiglia alla cieca. Era nata tutto un discorso particolare e chiaramente ho servito il vino al mio ex socio, a te, c'era Emilio, Emilio del medico e c'era anche l'agente di Bastianic, Lorenzo Ferrari, che era con Mergalli quella volta. Esatto. E la cosa lì è successa una cosa bella, perché metto questo vino aspettando che qualcuno dicesse il vino, insomma, da dove veniva, cos'era, cosa non era, insomma, è nato un po' un parapiglia nel senso buono, uno ma è questo, ma è quello, sì, è Marche, no è Friuli, no è qua. La cosa bella, io ti ho guardato, tu annusavi il vino e non dicevi niente.
Mhm. silenzioso. A un certo punto te ne sei uscito con: questo è un vino prodotto nell'Etna, e un vino sembra, secondo me, da uve caricante, così. Io sono rimasto diventato bianco praticamente, ho detto: "Az, il discorso è già finito", ho detto, ho aperto la bottiglia, bravo Wayne, Sai, una io cosa incredibile. era una delle forse 2 volte nella mia vita che ha azzeccato proprio un vino alla cieca. E io ricordo molto bene questa occasione. E cosa è successo in quel momento? Non è perché sono stato bravissimo come degustatore di capire che cos'era questo vino. Ho anche, nominato anche il vino, il produttore, era Cotta Nera, Etna Sì, Bianco. Io ricordo che, perché ho detto anche produttore, tutto quanto. Perché? Perché annusando quel momento quando c'era questo silenzio di me, il momento che hanno usato quel vino lì, sono stato trasportato nella mia memoria di una cena sulla spiaggia in Sicilia con mia moglie. Infatti l'ho visto proprio la faccia di mia moglie davanti alla mia faccia in quel momento, con la sabbia indietro, perché siamo stati in questo posto sì. sulla spiaggia. E io ricordo quella sera ho ordinato una bottiglia di Cotta Nera Etna Bianco. Allora, solo per un cazzo ho detto, boh, faccio così. Dico Cotta Nera Etna Bianco, solo perché è venuto fuori quella memoria lì, non perché con livello di acidità e con livello di No, mineralità e nel naso lo sento X, Y e Z. No, è perché sono tornato proprio in quel momento lì. Allora è solo quello, quel gioco di memoria. come dice un mio caro amico, si aprono i cassetti della memoria, no? Esatto, Tu leghi il vino a qualcosa che ti è successo in quel momento e ti ricordi la tipologia di vino. esatto, No? esatto. No, è stato veramente una cosa Non è importante. facile la cieca, noi ogni tanto facciamo qualche degustazione della cieca No, senza sapere da dove arriva il vino, che vino è, sappiamo solo che è bianco e rosso, fine. esatto. E sono cose bellissime perché vengono fuori, inizia a muovere la memoria, a pensare tra degustatori, inizi a capire cosa può essere, no? Secondo me questo è un buon esercizio del cervello per tenerti in forma per evitare l'Alzheimer's. Ah, sì, può essere sicuramente. Perché no, ma io Sì. faccio con il mio amico Francesco Scalitares, quando lo vediamo anche a casa per cena, lo portiamo sempre 1 o 2 bottiglie, sempre avvolto con il stagno, carta stagnola, perché è solo per provare di vedere. Raramente si trova. Ogni tanto si viene fuori il vitigno, che questo è friulano, questo è sauvignon, qualcosa molto facile. Ma spesso, sai, chi può dire anche una cosa in Sicilia, dopo arrivi nel nord della Francia, praticamente. Allora, non è facile, però quel momento lì non era la mia bravura, era solo una bella memoria che mi ha riportato lì. Che vuol Grazie dire? per ricordarmi di questo bellissimo. Sono passati un po' di anni, eh? È stato, sì, ma io racconto ogni tanto quella storia quando vado in giro soprattutto dopo ho bevuto un paio di bicchieri. Dico, oh, una volta io mi sono ricordato. No, ma è una cosa io ricordo molto bene. E quello era proprio nel tuo posto lì a Poi il Codroipo. porto l'abbiamo chiuso, Ok, ho cambiato totalmente. il lavoro. E Ma cosa, e loro. diciamo che devi imparare nella tua vita quello che... A me piace moltissimo il mondo vino. Posso fare e dirti, insomma, due cose? Ma, A ma me certo, piace siamo qui moltissimo per il mondo quello, vino. no? Ho iniziato nel mondo vino per scherzo, per passione. Io sono figlio Ok. di contadini e Ah, comunque andavo in tu vigna con mio non sei papà. di Udine, non sei No, io sei sono di provincia di Pordenone, sono Pordenone. originario di Zoppola, adesso abito a Casarsa. Ah, ok. Mio papà era vignaiolo proprio, Ah, ok. però è presente Friuli, vignaiolo, quella zona lì delle Grave, quantità e basta, qualità Ok. non esiste, si produceva anche vino a casa, però a me il vino non piaceva. Mi sono Ok. innamorato del vino in Toscana e Ah, poi sono diventato sommelier, ho iniziato a appassionarmi del mondo vino, assaggiare, degustare, visitare zone, tutto quello che è. Poi vendevo vino online fondamentalmente, ah, ma più che altro lo vendevo online per berlo io, per comprare dalle aziende e berlo io con gli amici. ok. E poi mi sono trovato che avevo fatto un lavoro con un'enoteca e questa, per una serie di motivi, mi sono trovato l'enoteca in mano, ho rilevato l'enoteca. Ma sai spesso che i spacciatori spacciano perché devono sopportare I costi. i costi Esatto. E dell'abitudine, poi no? l'enoteca l'abbiamo chiusa per vari motivi, adesso non entro nel dettaglio.
Poi ho provato con la bottiglieria, ma non era lavoro per me, non mi piaceva, cioè, Ok. a me piace parlare di vino. E questa cosa qua è cambiata col Covid. Col Covid mi sono dedicato proprio solo ed esclusivamente al vino, perché gli ultimi anni mi dedicavo a degustazioni, a serate, cibo, vino. Mhm. Ma sono quelle serate dove alla fine prepari il cibo, abbini un vino e vai avanti con cibo e vino. Però in realtà non parli mai del vino, perché in quelle serate lì a pochi interessa veramente il vino, ma invece raccontare tutte le storie che ci sono dietro le aziende, dietro il vignaiolo, gli aneddoti, tutto quello che c'è. Bello. E col Covid chiaramente è cambiata la vita per tutti, e per me è cambiata grazie a una ragazza che ringrazio, anzi posso nominarla, Assolutamente si sì. chiama Alessandra Dislan, lei fa social manager nel settore food e beverage fondamentalmente, Mhm. e lei mi ha fatto cambiare tutto e mi ha dato la voglia di tornare a fare qualcosa che veramente mi piace, e mi piace parlare di vino. Io per natura mia sono indipendente, non legato né a nessuna azienda vinicola né a nessuna associazione. Ok. Mi piace avere un senso critico quando c'è da averlo, perché credo che abbiamo perso questo anche negli anni. Insomma, c'è da nominare quando c'è la qualità, c'è da criticare quando c'è da criticare qualcosa che non va. Ecco. Mhm. Questo è quanto sono io. Quello che faccio adesso è consulente per locali, Per locali. però anche per privati. Ok. Anzi, forse sono più privati che i locali, sono più privati che si affidano a me per dirmi cosa compro per la mia cantina, compro questo, compro quello, compro Ok. quell'altro. Sono un tipo di consulente di aiutare. Collezionismo, ma anche per berseli proprio. Ok. Bello, Però vero? organizzo tantissime degustazioni. Come tutti magari parti a bere vino friulano, poi fai il giro del mondo, io in realtà d'Europa, tu non mi inviti mai. e poi torno. Adesso bisogna che ti invito, ma so già quando invitarti. E torni a promuovere i vini friulani, che secondo me meritano di essere promossi, perché mi sembra di dover dare qualcosa al Friuli in questo momento. Diventi più saggio quando diventi vecchio, forse, no? Ma io credo, anche il motivo che faccio questo podcast concentrato sui vini di Friuli, non solo perché sono innamorato con i vini di questa regione, perché secondo me avere una nicchia, no? Secondo me aiuta un po' concentrarsi su un argomento, no? Concordo. Io potevo fare anche un podcast sui vini della Sicilia o del Toscana, però per me che vivo qua, che vivo vicino a questi produttori, che lavoro con questi produttori, per me è importante anche promuovere la zona e non faccio soldi su questo podcast. Per me la cosa più bella è di trovare la tua nicchia, e però trovando la tua nicchia si spera che anche si cresce la regione. Ma certo, chiaro, è tutto giusto quello che dici, e ti dico anche perché così ti permette di conoscere il territorio meglio, perché non è facile conoscere un territorio. Io ce l'ho un po' contro, tra virgolette, non mi piacciono i tuttologi. Cioè, per me è impossibile conoscere Calabria, Sicilia, Campania, Marche, Toscana, Piemonte, Emilia, Friuli, cioè veramente è difficile. E poi devi vivere il territorio per capirlo. Solo quando vivi il territorio capisci, ma vivere il territorio vuol dire anche andare nelle osterie. Certo. Entrare nelle osterie, entrare nei ristoranti, capire come si comportano le osterie, come si comportano i ristoranti, per capire come funziona il mondo vino in quella zona. Ok. Quali sono le tradizioni, quali sono le culture. Io credo che su questa cosa, a me personalmente, poi non so ad altri, sia la Borgogna, il primo viaggio che ho fatto in Borgogna, che ti cambia tutta la prospettiva. Perché? Perché lì ti fanno capire veramente cosa sono le tradizioni. Cos'è il terroir, cos'è la tradizione Borgogna. vinicola. Okay. Per me è successo così. Io ero uno che beveva un po' di tutto, però sai, quegli anni lì, ti parlo quindi di 12-13 anni fa, segui le guide, segui questo, segui quello, i vini nominati, poi ti accorgi che in realtà, oltre a quei 30, 40, 300 vini nominati con un grande brand alle spalle, un grande marketing, comunque una bella qualità, non posso dire di no, ci sono altri vini sconosciuti che sono altrettanto buoni o forse anche più buoni. Ma stiamo parlando di Borgogna o stiamo parlando di Friuli? No, questo è il Friuli anche. Oh, tutti e due. Questo è il Friuli. Sì. Questo è il Friuli. E lì in Borgogna lo capisci, poi quando torni a casa lo trasporti su quello che è la tua regione, perché alla fine la nostra regione, quando togliamo i 30 produttori nominati, ce ne sono altri 200 che sono altrettanto buoni, se non più buoni. Infatti.
infatti. Io dico sempre che nel vino ci vuole passione, cultura, ricerca e curiosità. Certo. E parliamo di un post che hai fatto sui social, che proprio è stato il punto dove ho detto adesso devo parlare con Emanuele sul podcast perché mi è piaciuto tantissimo. Però prima di andare avanti con quello, volevo imparare un po' di più di quello che stai facendo tu. Allora, fai delle degustazioni. Sì. Solitamente dove lo fai? In un Allora- posto o è un po' itinerante? Allora, il mio obiettivo è esportare il Friuli in giro per l'Italia. Ok. Io sono disposto a spostarmi in tutta Italia, mi sposto con tutto e con calici e tutto. In questo momento le mie degustazioni le faccio in Friuli. Ok. Sono uscito, in provincia di Pordenone a Zoppola, ho questo locale di un amico, di un caro amico, Mhm. che ho aiutato a crescere una cosa all'altra, dove in realtà non si vende vino più che altro, però è un locale tranquillo, molto grande, dove faccio le degustazioni. È il bar Ok. centrale di Zoppola, che ha una Ok. buonissima pasticceria e gelateria, quindi se passate per Zoppola fermatevi a comprare il gelato o mangiare i pasticcini. Chiaramente si può fare anche l'aperitivo, e io in questo locale solitamente sabato a pranzo faccio delle degustazioni Ogni sabato? 2 volte al mese, Ok. tutto su prenotazione. Le mie degustazioni sono Sabato pranzo a numero chiuso, 12 persone, solo. solo perché deve essere un momento, non è una masterclass come si dice. Ok. A me non piace quel termine lì, sono sincero, però probabilmente è il termine giusto per definire quello che è. Mhm. Io presento la zona, presento di quello che si parla, e poi il vino lo degustiamo insieme. Bello. Voglio che sia interattivo, e solitamente sono tutte alla cieca, perché tutti alla cieca. Ma tu quando vai, tu sai che c'è un tema della degustazione? sì, Questa questo settimana momento- facciamo friulano, però non sai di chi e no, di dov'è. in questo momento sai che facciamo friulano, però ci sono 10 bottiglie e sai anche le aziende. Ah, In questo però momento non sai qual è. Il mio obiettivo è arrivare che non sai neanche le aziende, Mhm. che secondo me è più bello ancora. Però più difficile da fare il marketing per la È degustazione. bravissimo, diventa un problema di marketing per la degustazione. Perché le persone vogliono sapere cosa devono andare a... Oh, ma andiamo a assaggiare anche Venica. Oh, ok, dai, andiamo, paghiamo, andiamo. Invece se tu non metti 12 friulani, ma di chi? Di cosa? Però bello che lo fai alla cieca. Sarebbe bellissimo. Il mio obiettivo è arrivare a quella strada lì, però chiaramente è ancora un po' lunga, Mhm. perché come hai detto tu il marketing per la degustazione diventa fondamentale. Però è bello perché ne escono di cose belle, alla cieca è bello. Beh, è molto bello. Esci da tutte le tue convinzioni, tutte le tue situazioni, è divertente, la gente vedo che piace, Sì. magari a qualcuno piace di meno, però insomma almeno cioè, chi viene torna solitamente, magari non vengono la prima volta, però tornano la seconda. Io ho sempre sognato di fare una cosa simile, perché sono molto fortunato, soprattutto durante il Covid, sono stato super fortunato, di avere una terrazza abbastanza grande, molto vivibile. Allora, una decina di persone posso mettere sulla terrazza. Sarebbe una figata di fare, non so, un sabato sera sulla terrazza durante l'estate. Il progetto nasce proprio per venire anche a casa tua, cioè a casa tua, ma di chi vuole, insomma, e fare la degustazione, trovare il tema. Parliamone. Certo. Possiamo fare qualcosa insieme sulla terrazza. Sì. Mi fa pensare. Io faccio anche qualcosa, chiaramente il fulcro della degustazione è il vino. Esatto. Ci metto qualcosa da mangiare, Certo. però metto solitamente... Cosa cucini tu? O... Sì, cucino io, perché quando avevo l'enoteca ho dovuto imparare a cucinare anche. Bravo. Wow. Cucino io, sei sì. più bravo di me in questo allora. Mi è toccato, quando ti tocca, no? Poi chiaramente collaboro con una macelleria vicino alle mie parti. Hai un piatto di forza, la tua? Ah sì, le guancette di maiale cotte alla triestina. Un piatto che facciamo in enoteca con la cipolla, e quando faccio degustazioni di rossi solitamente ci metto le guancette e col pignolo ti posso garantire che ci stanno divinamente. Mamma mia, mi hai aperto lo stomaco praticamente pensando di quello. Ho fatto una degustazione di tazzellenghe, quindi visto che torniamo a parlare di Friuli, molto interessante alla cieca. Ho preso tutti i produttori di tazzellenghe, più ho messo... Sono 6-7. Sono 11. 11 adesso? 11 sì, 10, 11, con la Marina Danieli mi sembra che sono 11, però io ne ho presi, mi sembra che mancava uno o due, e poi ho messo 3 annate vecchie, tra l'altro di produttori che non producono più tazzellenghe, che sono Zamò, le vigne di Zamò con la bottiglia, però era la vigna del Leon, ed era un 91, wow, e c'era 2 bottiglie di Girolamo Dorigo, un 99 e un 82. com'erano?
bellissime. Dai, Bellissime. fantastico. Bellissime. Quando hai fatto queste Questa volta ai degustazioni? primi di dicembre. Adesso comincio a piangere. Perché Peccato che lì successi un po' di problemi di malattie, vabbè, qualcosa è successo. Sembra è stato un Eravamo in disastro 6 a quest'anno. quella degustazione lì. Io devo fare sempre minimo 6 o 7 persone, insomma, almeno quello. E poi vabbè, se faccio 7 ci rimetto anche un giro d'anni, però non porta, almeno apriamo le bottiglie, le degustiamo e ne parliamo. E ci sono bottiglie spesso uniche. Ho fatto anche una bellissima degustazione, visto che siamo qua in Colli Orientali, anche sull'abbazia di Rosazzo. Abbiamo preso bottiglie degli anni 97 fino alle ultime di Felluga. Quello di esatto. Però abbiamo fatto quelle di Filipputti, esatto. il periodo di Vinay dell'Abate, quando c'erano quelli di Oderzo, esatto. Tutta la storia dell'abbazia, con bianchi che hanno una longevità incredibile, perché bianchi del 2000, del 99, che sembrano imbottigliati ieri. Cose incredibili, colori bellissimi, cioè freschi. Dai. Ma anche lui, prima di registrare, abbiamo parlato un po' dell'uso del legno. Mi sembra che Filipputti a quella volta, anche con i bianchi, era proprio innamorato. Lui usava molto il legno, però lo sapeva anche usare, perché il legno è calibrato, no? Certo. Ci sono tanti produttori che sono bravissimi a usare il legno, tanti produttori che caricano troppo il legno, secondo il mio parere. Poi io non sono enologo, sono solo degustatore, sommelier, però ritengo che il legno nel vino sia un difetto, cioè io la vedo, sono un po' estremo, lo so che non è un difetto, magari è una caratteristica, però a me non piace sentire il legno nel vino. Però sono d'accordo con te. Sai meglio di me un che pochino forse, ma negli anni 2000 si scriveva in bottiglia vino barricato, se ti ricordi. Perché c'era quel moda di fare, no? La moda sta presa, secondo me, dopo sbaglio, sta presa da Bordeaux e siamo presi i vitini, preso le barrique, portato tutto in Italia, ma non solo in Friuli, da tante altre parti, solo pensando che copiando si poteva fare la stessa cosa, solo che sono caratteristiche diverse. Poi ripeto, c'è chi a usare la barrica anche in Friuli e tuttora ci sono produttori bravissimi. Certo. A usare la barrica mi viene in mente Ronchi di Cialla. Sì, mi viene in mente uno dei primi che hanno usato i barrique in Friuli, se non il primo. Penso che sia uno dei primi tra loro e poi Girolamo Dorigo. Credo che siano stati proprio i primi a utilizzare le barrique. Sì. Sì, tanti anni fa. Tanti anni Però fa, sono stiamo persone che hanno 70. capito, produttori che sono in vigna, sono in cantina, sono dentro il mondo del vino e sanno benissimo come utilizzare la barrique. Ok. Perché ci sono tantissimi, secondo me, che usano la barrique. Ma io che ti seguo anche sui social non vedo mai spingere così tanto i tuoi degustazioni. Che significa? Che solo con passaparola tu sei sempre pieno. Le utilizzo sui social, in realtà non sono sempre pieno, anzi qualche degustazione ogni tanto purtroppo la faccio saltare, la rinvio. Ok. Sì, dovrei spingere forse di più, dovrei essere più bravo sul marketing, forse toppo della parte marketing, insomma. Però il passaparola poi funziona, insomma, ripeto, ho fatto un post l'altro giorno che mi sono messo a leggere le recensioni che ho ricevuto su Google e sono tutte positive. Certo. E non ce n'è una negativa, quindi questo vuol dire che è bello per me, ecco. Fai anche un corso di avvicinamento al vino, qualcosa di simile? No, perché in questo momento faccio degustazioni solo per persone che sono già formati, conoscono almeno le basi del vino. Mi stanno spingendo a fare degustazioni. Io in realtà voglio fare un progetto per promuovere i giovani vignaioli friulani, progetto che ho lanciato, adesso lo sto lanciando, insomma, vecchie vigne, giovani vignaioli. Bellissimo. Perché le vecchie vigne sono solo i giovani vignaioli che in questo momento stanno cercando di recuperare le vecchie vigne. Purtroppo, onestamente sì. E ci sono questi ragazzi che sono più giovani di me spesso. Per esempio? Nominare qualche produttore? Li nominiamo, abbiamo Federico Stropolatini che sta andando bene nei Colli Orientali. Abbiamo qua, visto che siamo alla Testing Academy, qua vicino attaccato, abbiamo Sasso Corno. Sasso Corno? Questa è una novità per me. Lui è Stefano Poser, si chiama lui, con sua moglie e altri 2 soci. Adesso hanno dei problemi aziendali, ma robe loro. E comunque loro lavorano con macerazione, però seguono un po' l'idea di Fulvio Bressan, ecco, come idea di prodotto, e lavorano su vigne vecchie, vigne molto molto vecchie, 80-90 anni. Dai, così vecchio. Nei Colli Orientali c'è questo, poi c'è qualcosa anche nel Carso, c'è Peter Radovic, nel Carso se lo conosci, c'è la Marta Venica e Nicola Siuretic, 2 produttori, cioè Marta Venica e Nicola Siuretic,
due aziende diverse che lavorano entrambi nel Coglio. Ok. Io gli dico sempre quelli che danno nuova vita al Coglio. Ah, ok. Ma io trovo che ci vuole tanto questo nuovo sangue. Quando sono arrivato qui nel 98 e 99, ho cominciato di capire un po' le aziende. Avevo tantissima speranza nella nuova generazione che stavano proprio entrando in quell'epoca lì. I figli Sì. di Feluga e tutte queste cose qua. E invece ho visto che non è andata così bene e vedo adesso che è la generazione dopo quelli che secondo me stanno facendo una Con- differenza. Concordo in pieno con te, tanto è vero che dico sempre che l'energia è cambiata alla fine degli anni 90 in Friuli, perché forse ci abbiamo, non so, forse o ci abbiamo creduto poco, o pensavamo che eravamo già sulla cresta dell'onda, abbiamo continuato ad andare avanti. Io mi ricordo che Il secondo me. io andavo al Vinitaly e mi ricordo che a metà degli anni 2000, a un certo punto, l'Alto Adige, alla fine il Grosso e l'Alto Adige sullo stesso padiglione del Friuli, a livello di presenza ci doppiava tranquillamente. Infatti. E allora che spingevano e dicevo, ma cavolo, e noi abbiamo questa qualità qua, ma perché facciamo così? Perché sui rossi ci siamo persi. E noi siamo, secondo me, una grandissima Ma io regione, dico da sempre vini queste cose. rossi, Ma certo. una grandissima. Probabilmente noi abbiamo sbagliato la promozione totale, sicuramente abbiamo sbagliato quella del tipicamente friulano. Tutti i soldi sono andati a quel paese. E adesso abbiamo creato 10.000 associazioni, Schioppettino di Prepoto, ma c'è la mancanza di unione, no? Tutti i produttori ti dicono regionali. sì, tutti i produttori ti dicono che c'è mancanza di unione, tutti presi sicuramente, Sì. poi li metti insieme e non si riesce ad andare avanti uniti, non c'è una promozione comune. Mi collego a un discorso, c'eri anche tu, che ha una serata fatta, che secondo me è un discorso sul quale ci ho pensato ed è molto interessante, che faceva Pierpaolo Rapuzzi. Ok. Ma noi produciamo ribolla nera, che è lo schioppino, Giusto. che è probabilmente l'autoctono più importante che abbiamo come rosso. Chiaramente il pignolo è prodotto in quantità limitate, perché sono tipo 65-70 ettari in Friuli, no? Ok. E poi abbiamo investito sulla ribolla gialla, che la facciamo sia spumante, macerato che normale. Esatto. Perché non promuoviamo il Friuli come il Friuli, il paese della ribolla? Quindi Ribolla gialla e abbiamo ribolla nera. un qualcosa di identificativo del Friuli, che puoi dire, lì fanno la ribolla, Ok. no? Che è una roba solo nostra alla fine, e quindi poi a caduta promuoviamo anche il resto e promuoviamo le zone. No? Prendiamo un vitigno per prendere tutto, perché promuovere le zone è difficile in Friuli, perché la divisione è fatta per motivi, io dico sempre, la divisione delle zone DOC è per motivi politici più che per motivi veramente di territorio geologici. Certo. Perché dico sempre, facevo un esempio l'altro giorno, il Toccai di Corno di Rosazzo è più simile al Toccai di Cormons che al Toccai di Savorniano al Torre, se ci pensiamo. È vero. Solo che noi parliamo di Toccai, non andiamo a ragionare sul territorio, non parliamo di territorio, questo vabbè, è un problema italiano generale, che si parla di monovitigno e non si parla di terroir, di territorio. Esatto. Ti faccio un esempio, tu sei meglio di me, ma quando andiamo in Francia parliamo di Bordeaux o parliamo di Cabernet? Esatto. Parliamo di Sancerre o parliamo di Sauvignon? Parliamo di Pinot Nero o parliamo di Borgogna? Parliamo lì, addirittura parliamo di Chambol, che è diverso da Gevrey-Chambertin. Lì si va a cercare il territorio veramente. Sì. Poi è chiaro che è importante la mano del produttore, una cosa all'altra. E secondo me l'unica zona che ha fatto questa cosa qua è Oslavia. Bravo. Con la ribolla gialla di Oslavia. Bravo. E quando a me mi dicono, poi a me piacciono i macerati, ma questo è un gusto mio personale, a me mi dicono, ma i macerati omologano il varietale. Sì, un po' sì, succede, però esce la mano del produttore, perché ci vuole sensibilità a macerare, bisogna essere bravi per macerare. Sono 5-7 produttori. Sono 7 produttori. E ognuno è diverso dall'altro. Se tu li metti alla cieca, ti dico chi è il produttore, perché si riconoscono. Esatto. Poi. Esatto, e questo è un bello. Io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo con questa idea di ribolla, terra di ribolla. Per un motivo su ribolla nera. Sì. Perché Schioppettino secondo me è un bellissimo vitigno e credo sono innamorato anche tramite il mio collaborazione con Roche di Ciala. Sì. Amo Schioppettino, però Schioppettino viene bene in pochi posti in Friuli. Deve avere il territorio giusto.
Invece, Refosco va bene dappertutto. Io credo molto di più in un rosso territoriale di Refosco dal peduncolo allora, se dobbiamo rosso. prendere tutta la regione, prenderei il Refosco in genere, perché poi sappiamo che il Terrano è parente del Refosco. Esatto. Poi il Refosco di Aquileia, che forse è una delle zone più vocate, è la zona di Scodovacca, la zona di Casa Modena. Si dice, come si dice, lo schioppettino viene bene solo ad Albana. Una volta si diceva il Refosco viene bene solo a Casa Modena, che è una zona vicino a Scodovacca, la zona di Aquileia. È vero il Refosco, perché è più sensibile. Sicuramente ha appeal forse nei giovani. Vedo che il Refosco ha un po' più di appeal, forse più dello schioppettino, ma forse perché, come dici tu, lo schioppettino è stato piantato anche in posti che non andavano piantati. Giusto. Cioè Cialla fa storia a sé, certo. Cialla ha un terroir tutto suo, fa storia a sé, però ci sono altri posti dove lo schioppettino non rende bene. Hanno piantato Butrio. in posti, esatto. Non vuoi fare schippettino a Butrio, No. è troppo caldo. Troppo caldo. Sono d'accordo con quello. E l'altra è che, e questo è un discorso che ho fatto anni fa anche con persone importanti qui, che puntare la regione di Friuli sul ribolla gialla secondo me è un pochino sbagliato, perché il ribolla gialla, bello e popolare così com'è, e a me piace un bel bicchiere di ribolla gialla, non riesce, con un po' di eccezione come il ribolla di Oslavia, altissimi livelli di qualità. È un vino buono, fresco, bevibile, fa commercio benissimo. Secondo me ci sono delle aziende che vivono su ribolla gialla. Tantissime. Però non diventerà mai un grande vino. Mettiamo le virgolette. Allora, se vuoi metterla come un grande vino o un grande vino in invecchiamento, sono d'accordo con te, non lo sarà mai. Anche se, anche in versione non macerata, prendiamo Ronchi di Cialla, fa una bellissima ribolla non macerata. Tante altre ribolle sono scialbe. Ma io la vedrei come un passo in avanti, la ribolla, per iniziare a promuovere la regione, perché io sono a favore del blend. Anch'io. Io credo che il blend sia quello che si salva, ma il blend dedicato, i vitini che si decidono, che poi non sono cose mie, che non c'è, però dedicato al comune, al territorio, cioè bisognerebbe iniziare a promuovere il Friuli come regione. Giusto. E poi il Friuli, dicono il bianco di Corno, il bianco di Cividale, il bianco di Savorniano. Bravo. Il bianco di Savorniano, che speriamo che vada avanti la storia. Speriamo anch'io. Molto bella. Anche quello, olio bianco di uve autoctone, che facciamo anche una quello degustazione. È un altro Elliot. bel progetto. Sì. Sai meglio di me, era un progetto degli anni 90 di Eddie Keber, poi certo. Il progetto è stato messo dentro Chardonnay, Sauvignon, è stato da uve autoctone, è bello, ci sono 6 produttori, quando sono 7, forse 6-7, entra qualcun altro e lì credo che si possa, soprattutto con il traino, ti dico, di una persona che secondo me sta vinificando benissimo, che è Christian Keber. Sì. Ha preso, adesso vinifica lui l'azienda del padre, quanto ne so. Esatto. Credo che lui potrà essere un grande traino. Poi ci sono giovani anche loro, perché anche Andrea Drius comunque può provare il suo. L'ultima puntata l'ho fatto con Riccardo Marcuzzi, che anche lui è entrato dentro quel mondo. Esatto. Ho conosciuto Riccardo, molto bravo, molto interessanti molto vini, simpatico, molto interessanti vini. Sì. Mi è piaciuto molto il suo Sauvignon, solo che lo cambierà perché ha detto che fa fatica, vedi il Friuli, fatica a venderlo perché l'ho passato in legno, però non ha sa un di uso. Sauvignon, abbiamo parlato di questo. Andrò ad ascoltare la puntata, non l'ho ascoltata. Sì. Ha un uso calibrato del legno, però chiaramente non sa di Sauvignon, come dici tu, però un gran bel vino. Bellissimo, l'ho assaggiato io, è un grandissimo vino. Però no, se tu vuoi un Sauvignon e viene servito quel vino lì, tu rimani deluso perché dici, ma questo non ha quella sensazione erbacea, pipì di gatto. Anche quello di Federico Stropolatini, che lui non lo chiama, onesta bianca, una cosa del genere. Sì. Che è un Sauvignon 100%, ma non sembra Sauvignon. Perché è surmatura, allora viene fuori tutti questi aromi forti e viene fuori un vino un po' più. Perché noi cerchiamo Sauvignon in Friuli, cerchiamo quello, perché si parla del varietale, non si parla del territorio. Certo. Si va a vinificare cercando il varietale a tutti i costi, che non è detto che sia la soluzione migliore, insomma. Tu e io abbiamo tantissimo in comune, si vede che ti piace fare le degustazioni, anch'io, no? Tu hai il tuo posto a Zoppola, io ho il mio posto qui a Manzano, a Elliot, che lo faccio, che ricominciamo prossima settimana. Però anche tu fai un podcast, che ho proprio visto oggi che tu fai un podcast sul Bordeaux. Io faccio un podcast su Bordeaux perché
di Bordeaux, di Borgogna parlano tutti, di Champagne parlano tutti, adesso si parla di Loira, ok? Bordeaux è un po' non fuori parla moda. nessuno, però sono vini fuori moda, è vero, Esatto. però è il classico che non tramonta mai. Mhm. Ho fatto una degustazione 15 giorni fa con dei Bordeaux 78, ragionando a tutti, una orizzontale era, quindi abbiamo preso un po' tutte le zone Ok. di Bordeaux. La prima premessa che ho fatto è, attenzione, parliamo di enologia anni 70, non enologia anni 2000, quindi Mhm. con tutti i pregi e difetti che può avere quell'enologia lì. Però soprattutto la riva sinistra di Bordeaux ha dimostrato una longevità incredibile. Wow. Vini che avevano ancora bisogno di tempo. Un'altra degustazione che tu non mi hai invitato. Guarda che ne ho un'altra su Bordeaux 86 e 90 fra un mese. Dai, Mettiamo 5 Chateau. tieni informato. Sì, mettiamo 5 Chateau, facciamo 86 e 90. Mm. Quindi confrontiamo due annate, perché a Bordeaux veramente l'annata poi incide spesso e cambia. Ci sono certi Chateau che vengono meglio, si esprimono meglio in un'annata e l'annata dopo magari è più scadente, tra virgolette, più scadente di un altro, insomma. Cioè, a Bordeaux è bello per questo. Sai che era un Bordeaux la seconda volta che ho azzeccato un vino nella mia vita. Davanti una stanza piena di sommelier di New York, tirato fuori questo tipo in Toscana, una bottiglia, non dico chi è, un tipo in Toscana ha tirato fuori una bottiglia e io ho detto questo è Cheval Blanc. E tutti il resto hanno detto no, ma secondo me è questo non è questo, tirato fuori Cheval Blanc. Yeah! Però nessuno mi ha dato props, tutti mi hanno proprio girato la testa e ho detto ma questo coglione qui, come mai che ha detto Cheval Blanc? Bordeaux lo assaggio pochissimo, però per me c'era qualcosa che è venuto fuori in quel vino lì che mi ha ricordato l'altra volta che ho assaggiato Cheval Blanc. Comunque. L'unico bello di Bordeaux, se posso dire, è che si può bere bene spendendo anche relativamente il giusto, anche poco rispetto alla Borgogna. Ma dai, ma io ho sentito sempre la posta sul Bordeaux, che perché quando si scende sotto un livello di prezzo, il livello di qualità scende tantissimo. Non è detto. Ci sono non certi è detto, Bordeaux deve solo capire i produttori. Deve solo capire il produttore e l'annata e il produttore. Perché ci sono, poi è vero, ci sono cioè, faccio 2 o 3 Bordeaux, ti faccio un esempio. Ti ho visto che mi ha dato Cheval Blanc, 82 Cheval Blanc è un vino incredibile. Certo. 86 Lafite, probabilmente il miglior Bordeaux mai prodotto. Il 89 Haut-Brion, una cosa incredibile di bontà. Il 90 Margaux, che è l'ultimo che ho bevuto, in ordine di tempo, un annetto fa, di un'eleganza, una finezza incredibile. Quindi devi prendere, sì, però questi sono i grandi nomi. Vini costano, cazzo. Poi prendi uno Chateau Marquise de Terme che costa 60 euro dell'86 ed è buonissimo. Ok. Perché a Bordeaux è probabilmente l'unica zona al mondo dove riesci a comprare benissimo vintage anche, no? Mm-hmm. Perché lì c'è il mercato tutto diverso da come funziona, no? Il mercato è in mano ai negozianti, cioè il mercato del vino italiano, chi c'è? Il distributore e il produttore, forse la gente in mezzo. Lì c'è il produttore, il courtier, il negoziante, e poi dal negoziante si passa al distributore, perché il negoziante può vendere sia al privato, questa è la forza di Bordeaux, vendere in tutto il mondo anche una sola cassa di vino, spedire una sola cassa di vino sia al privato o a un ristorante, che a un ristorante o a un distributore vini. Ah, ok. Perché questo funziona il Bordeaux. Certo. È vero che adesso a Bordeaux, la Place de Bordeaux, comunque sul podcast ci sono i podcast funzionano tutte a mini puntate da 2, 3, 5, 6 minuti massimo. Bello. Dove ognuno ha dedicato a un argomento, tipo c'è l'argomento chi è il negoziant, chi è il courtier, chi è la Place de Bordeaux. Insomma, per adesso oggi ho terminato di registrare i vitigni, poi passerò a parlare dei vari chateau. Quanto tempo stai facendo questo podcast? È stato 2 mesi fa. Ok. Quindi è abbastanza recente. E cosa fai? Una volta al giorno, una volta a settimana? Registro 2 o 3 puntate, una dietro l'altra, poi le pubblico. Per adesso volevo uscire con tutto il blocco Bordeaux e poi l'obiettivo è uscire con vari chateau una volta a settimana. Ok. Adesso bello. C'è anche un altro progetto comincio ad ascoltare. C'è anche un altro progetto interessante che dovrei sviluppare, che è sul Friuli, perché ho programmato di scrivere un libro sui viticoltori friulani, dedicato proprio al viticoltore e al sistema di produzione dei viticoltori. Ok. E più o meno prende i viticoltori friulani, ma anche sloveni, no? Che ho visitato io negli ultimi 2 o 3 anni. Ok. No? Quelli che la loro qualità merita veramente, insomma, ecco. L'idea era che si chiamasse Vini di Confine,
storie di vini e vignaioli, su un po' la storia del viticoltore, come è Mm. nata l'idea, come produce, come fa, insomma, ecco. Certo. Adesso il progetto sono un po' fermo, ma perché ho avuto altri problemi in famiglia con mio papà che non sto bene, quindi Ok. non è facile quando hai altri casini, insomma, andare avanti. Scrivere poi è impegnativo, ecco. Parlare è Esatto. più facile magari, no? Sì, molto più. Io ho 2 libri dentro la mia testa che devo fare, che non riesco mai a mettermi o trovare quell'energia, dedicazione di stare davanti un computer e scrivere. Molto, molto più facile parlare, sono d'accordo. E per quello faccio un podcast. E fai bene. Parlando di Bordeaux, noi abbiamo scambiato perché volevo parlare, no, proprio il motivo che volevo parlare con te è stato un post sui social, però quello parliamo Sì, dopo, perché adesso stiamo parlando un po' di Bordeaux. E tu hai parlato di questo concetto di vendere vini prima di essere pronti. Di dove? Perché tu hai detto che dovrebbe più o meno. Vuoi che, No, che praticamente- scrivo? Cosa hai scritto su questo post? praticamente io Perché ho detto- dopo l'abbiamo cambiato anche dei commenti. Parliamone. Praticamente io ho detto che secondo il mio parere un vino deve uscire sul mercato quando è pronto da bere, che poi possa migliorare è un Mhm. bene, e per fortuna anche c'è questa possibilità che migliori, ma non è che io devo farlo invecchiare nella mia cantina e aspettare di berlo perché non è pronto da bere. Ok. Deve essere perlomeno pronto. Cioè, l'idea mi viene, quando uno sbocca uno champagne, lo sbocca quando è pronto da bere. Ok. Infatti c'è la teoria, lo champagne o lo bevi appena sboccato, vabbè, i 5-6 mesi di bottiglia che lo migliorano e sta bene, oppure poi dopo lo lasci in cantina e lo vedi quando invecchia com'è. Lo succede con Dom Pérignon, con Krug, che poi migliorano con gli anni, ci sta. Certo. Però io non posso essere che io bevo un vino ha palesi difetti, Mhm. e mi si dice sì, ma lo devi aspettare. Eh. Ma perché devo aspettarlo il vino? Cioè, Eh. io vi ricordo a chi dice così, anni fa era successa una cosa, questa mi collega a un'altra cosa molto interessante, sul tappatura del vino. Tappatura del Sul tappatura del vino, anni fa, non so se ti ricordi, primi anni 2000, Silvio Jerman aveva iniziato a imbottigliare col tappo silossanico, con il silicone. Sì. Si era accorto, e prove poi io ne ho fatte anche con altri produttori filani tipo Cante, che il tappo silossanico col tempo mollava Mhm. e il vino si ossidava velocemente. Assolutamente. È uscita la polemica che Silvio Jerman adesso è diventato talmente tanto VIP, talmente tanto forte, che dà la scadenza ai vini. È uscito il problema contrario. Questo no? non ricordo. Ma Ok. tanti anni fa c'era questa. era Devi arrivato- bere subito Devi perché bere se no... Lui aveva detto devi bere subito, io non userò più questo tappo, devi berlo subito, questi vini di questi 2 anni qua, devi berli subito perché sennò poi lo perdi, si ossidano. Ok. Ma tu adesso non mi puoi dirmi devi aspettare, o come un vino che sa da legno, sì, ma il legno deve integrarsi, devi aspettare. Ma deve essere perlomeno bevibile. Mhm. Imbevibile per me non va bene. Poi capisco che ci siano 10.000 logiche di mercato, 10.000 variazioni. Esatto. Ma cosa è Problema. stato il mio risposta di Allora, questo cosa post? facciamo con Bordeaux? Esatto, il E io più ti ho grande detto- manovra di marketing che ha fatto il Bordeaux, Bordeaux. che ha scaricato la responsabilità di invecchiare il vino sul consumatore. Giusto. Compri adesso, anche en primeur, Sì. no? Allora devi comprare anche prima che il vino è pronto, Lì è una creazione che è pronto da vendere, Lì- imbottigliato praticamente. lì è una- Tu prendi quel vino e tu devi mettere a parte, tu devi aspettare. bliss. È stato ma bravissimo. Ma lei sai come funziona, no? Cioè Oh. adesso a maggio, mi pare, Sì, fanno la degustazione degli Amprimer, mi pare Ok. tra aprile e maggio, del 2023. Quindi Ok. il vino è in botte da 6 mesi circa. Fanno gli Amprimer, decidono il prezzo, ok, che poi il prezzo di uscita dallo chateau è quello, per tutti i negozianti. Allora, il courtier, che è l'intermediario, fa il prezzo con lo chateau, in Ok. base alla qualità dell'annata, perché il prezzo a Bordeaux viene fatto in base alla qualità dell'annata. ok. In base alle degustazioni, dove c'entrano anche, sono centrati i giudizi di Parker e compagnia briscola. Mhm. no? Il vino viene venduto en primaire, ti viene consegnato fra 24 mesi, tanto tu lo paghi metà prima. Verissimo, una grandissima operazione di marketing. Però una cosa, all'inizio fino al 1950-1960, a Bordeaux gli chateau non imbottigliavano il vino, lo vendevano ai negozianti in botte. Ed Ah. era i negozianti che poi facevano addirittura i blend, i negozianti, e mettevano in Ok. commercio il vino. Tant'è vero che tu rischi di trovare ancora tuttora delle bottiglie con non scritto imbottigliato all'origine, perché veniva imbottigliato in Belgio, veniva imbottigliato in Inghilterra, da Dei altre negozianti. parti, dai negozianti. Ah. Quindi probabilmente poi è diventato legge che dovevi imbottigliare nello chateau, Sì.
Però chiaramente probabilmente è rimasto per cultura sta cosa qua, e hanno fatto una cosa, per esempio, in marketing immensa, che è l'Amprimère. E adesso se andiamo a Bordeaux vediamo di quei castelli, perché sono veramente castelli, Sì, le chateau. sì, le aziende produttrici, una cosa Sì, incredibile. Però è anche vero che tu tuttora puoi comprare dei negoziant vini vintage, anni 70, anni 80. Io faccio la degustazione dei vini, non è che li conservo, perché negli anni 70 io non ero nato, sono nato nel 78, non è che potevo conservare vino. Però poi per contro anche, non è che posso comprare il vino del 2023, è bello fra 30 anni, io fra 30 anni non so neanche se sarò qua. è vero, Quindi, è vero, è vero. cioè, verissimo tutto quello che dici, ci sono varie, sempre che i francesi, come dici tu, sono bravissimi sul marketing, no? Ok, L'ex chef de cave di Dom Pérignon, Richard Jeffrey, che adesso è in Bella Vista, diceva: noi facciamo lo champagne per i nostri figli che berranno i nostri nipoti. certo. I francesi su queste cose sono geni, Sì, sì, niente sì. da dire. Però io un po' ce l'ho con i vini che escono, che ti dicono ancora 6 mesi, un anno. Cioè, capisco che magari 10 anni sono un problema, anche se ci sono cantine, anche qua attorno a noi, che fanno uscire i vini quando sono pronti. Ma secondo te, perché ovviamente quando tu tieni un vino in cantina, vediamo, invece di uscire dopo un anno, devi aspettare 3 anni. Ovviamente devi pagare l'affitto su quella bottiglia dentro. Devi far uscire il prezzo a un vino a un prezzo diverso. Esatto. Una cosa che io non ho mai fatto, non ho mai contestato a un produttore il prezzo del vino, e non farò mai, perché è lui che decide e sa lui quello che ci lavora dietro. Però tanti consumatori si lamentano: ma perché così tanto? Perché posso comprare un Cabernet Franc o un Refosco di quel produttore lì per 5 euro meno a bottiglie, e tu provi di spiegare perché lo tengo per 2 anni, perché quando viene venduto giovane non è bevibile. Beh, il consumatore capisce queste cose. No, il consumatore lì, se non li spieghi tu, non li fai un po' di cultura, ma è una cultura che non è che la fai in un giorno, ci vuole tempo per fare questa cultura qua, bisogna iniziare a farla, però non è che possiamo. Cioè, io dico sempre che dove fa la differenza, dov'è lì? La forza del brand. Cioè, se tu hai un brand, io faccio uscire anche il vino d'annata, no? Certo. A 23-24 più IVA al ristoratore, quindi va al ristorante attorno ai 45-50 euro, vino d'annata, cioè vino che viene prodotto a settembre ed esce a maggio sul mercato, certo, magari anche in assegnazione, perché ormai funziona così col mercato, a 23-24 euro più IVA l'acquisto, sono tantissimo. Quando fai fatica magari a far uscire un Merlot di 3-4 anni di cantina a 13 euro più IVA, 14 euro più IVA. Ok. Ma perché lì è la forza del brand. Purtroppo io dico sempre che il mercato del vino, purtroppo anche se il Friuli è diverso, perché in Friuli abbiamo molto idea del vino, ci sono molti piccoli vignaioli in Friuli, no? Giusto. C'è un po' più il concetto del vigneron, però in Italia il concetto del vigneron, bene o male, è proprio francese il concetto del vignaiolo, non è tanto nostro. Noi siamo più un'industria del vino, no? Dico sempre io, dove in realtà tutto ruota attorno a quello che c'è al marketing, a quello che c'è attorno alla bottiglia, e crea più valore quello che c'è attorno alla bottiglia che la qualità del vino stesso che c'è dentro la bottiglia, quello che beviamo. Stiamo parlando dell'Italia. Secondo me sì, per anche esempio, se sta cambiando. Per esempio, anche fuori dal Friuli, dammi un'idea di questo. Ma possiamo anche rimanere in Friuli. Mi viene un'idea, quello che facevo prima, cosa è riuscito a fare Venica col Ronco delle Mele. Ok. È un Sauvignon che costa X soldi, che secondo me ci sono altri Sauvignon più buoni. Mi viene in mente, prendo un esempio, è vero che è territorio diverso, ma visto che parliamo di Sauvignon, andiamo sul territorio, sul varietale proprio, quello di Michele Lorenzetti, Terre di Giotto sul Mugello, che costa la metà di quello di Venica. Okay. Ed è secondo me a livello qualitativo forse superiore. Però chiaramente Venica ormai è un brand fortissimo, anzi il brand è Ronco delle Mele, è un brand fortissimo che funziona. Certo. Ma un altro esempio può essere il Vertigo di Felluga. Anche. La più grande, secondo me, operazione di marketing mai fatta in Friuli che sappia io è il Vertigo di Felluga. Perché prova a pensare, questa l'ho notata a dicembre, ero in una piazza e un amico dice così: dai che andiamo a bere lì che beviamo un Vertigo. Ok. Non ha detto beviamo un Vertigo di Felluga, ovvio, No, che è un passaggio importante, beviamo un Vertigo. E il ragionamento che ho fatto io è: pensa il brand cosa fa in questo caso. Certo. Quello è un brand. Perché tu in alternativa avresti detto beviamo un Cabernet Sauvignon di Lisneris. Però lì devo legare vitigno e azienda. Ok.
Allora, molto più lungo, molto più complicato. E l'altro Invece è Vertigo. Paf. Poi, andando oltre, se vogliamo fare, Sì, secondo il mio parere, però un parere mio rimane mio, domani mattina Livio Felluga ha bisogno di cash e dice: vendo il marchio Vertigo. Tanto la gente che lo conosce come Vertigo non lo conosce come Vertigo di Felluga. Bravo, è vero. Questo è un passaggio, un valore branding, incredibile. sì. Quindi adesso si ragiona attorno a questo. Ma secondo me, se fai un produttore che si chiama Pinco Pallino, Sì. che viene da Grave o Sì. anche un bravissimo produttore, e fa un vino e lo chiami Vertigo, non ha lo stesso successo. No. Fa parte la nome Felluga, fa parte di questo, Sì, è chiaro, questo è equazione. tutto collegato, no? Sì. E quello che volevo dire è che il prezzo delle cose sono sempre collegato, e questo si può vedere il buon americano che sta venendo fuori adesso, perché siamo capitalisti tutti bastardi, no? Ovviamente, se tutti vogliono il tuo vino, se tu vinci ogni anno 3 bicchieri e tu fai 5.000 bottiglie e hai 10.000 persone che vogliono comprare, ovviamente il prezzo E io sale. ti dico bravo. E anch'io dico bravo. Questo è... Io ho visto con i miei occhi delle persone che hanno provato di alzare un prezzo del vino basato sulla qualità e non sulla richiesta. No, non ce la fai. Non la fai. Non ce la fai. No. Non ce la fai. Poi, vabbè, dipende dal Perché ovviamente questi vini diventano costosi perché c'è tanta richiesta. Dipende anche da quanto ne fai, poi dal target dove ti posizioni, perché dipende anche da quanto vino produci. Esatto. Cioè, poi se vogliamo su questa cosa qua, l'azienda più brava in Italia ed è imbattibile sono due, e sono strettamente collegate, sono tutte e due in Toscana. Oh, certo. E sono Marchesi Antinori e Tenuto San Guido. Su queste due robe qua, perché quando tu riesci a produrre 1.200.000 bottiglie di bruciato di Antinori, che la qualità è sottoterra secondo il mio parere, ok, e riesci a mandarlo in assegnazione addirittura, esatto, vuol dire che sei un genio. Sì, perché c'è la richiesta. Perché sei un genio. Cioè, basta. Stessa cosa è successo con tanti vini del Napa Valley, anche quando ho cominciato con la mia carriera a New York. C'era il Cayman Special Select. Io ricordo negli anni 90, prima che è diventato famoso perché è diventato vino dell'anno per Wine Spectator, ho trovato un supermercato per $20, $25 a bottiglie. Dopo quello adesso non si può trovare un Cayman per meno di 250, 300, se è quello, forse secondo me è anche più alta. Comunque sì, la richiesta è diventata così alta che si può alzare il prezzo di quello che vuoi. Sì, è vero, ma anche in Italia succede ogni tanto, cioè, forse avevo già parlato con te di questa cosa qua, ad esempio di Wine Spectator, che si parlava di Argiano 2018, Brunello Montalcino, che ha vinto miglior vino all'anno per... Certo. Sì, ma tutti che avevano l'Argiano in casa, che è un vino che lo trovavi €40 in enoteca e senza nessun, anche forse anche 38, cioè tutti hanno fatto schizzare il prezzo senza senso, tanti l'hanno comprato seguendo l'idea dei Wine Spectator, se Wine Spectator è il miglior vino al mondo, speculazione, senza andare a capire come viene stilata la classifica Wine Spectator, per esempio, no? Perché un conto è se sei Sassicaia, che sei il miglior vino al mondo, l'anno dopo Parker ti dà 100 centesimi, allora chiaramente il prezzo sale di più, no? Senza sapere che quando l'Argiano ha vinto è il miglior vino al mondo perché si fa una media tra varie cose, tra cui la disponibilità e il prezzo. Esatto. Tornate prossima settimana per la seconda parte con Emanuele Muzzo.